Andiamo tuo figlio in trocchia. Lo so, Francesco, lo so, e non vedo l'ora di arrivare a sta pizzeria, hai capito? No? O figlio in trocchia è uno che sta veramente professionalmente preparato. Ci ha convinto e noi stasera andiamo lì a registrare la nostra puntata, hai capito? Fammi presto, non ci sta manco traffico, Ci ha contattato lui. Certo. Mi ricordi la strada che non me la ricordo io? Via Casacello 84 Giuliano. Capito. Già ti scusato. Mi sono un po' dimenticato. Però la pizza che ti hai mangiato per tastare il terreno non te l'hai scordato. No, quella è stata un'ottima pizza, veramente. Che poi la faremo vedere, no? Certo, no, diciamo la verità, tra di noi e chi ci sta sentendo solamente, chiaro. E noi quando ci chiamano giustamente andiamo un po' a tastare, a vedere un po' come ci si comporta nel locale che ci ha ospitato, capite? Tastiamo un po' Controlliamo anche il locale. Controlliamo il locale, assaggiamo perché ci deve convincere. Quando ha convinto a noi, chiaramente noi con la nostra presenza convinciamo anche i telespettatori a presentarsi nel ristorante o pizzeria di turno. È giusto, no, Francesco? Certo. Hai capito, no? Non è che sprovvedutamente chiunque ci chiama no, noi dobbiamo veramente essere sicuri perché ci mettiamo alla faccia, Francesco. E diciamo la verità. È vero che può essere, come dire, soggettivo, che quando va qualcuno, per esempio, la cottura la preferisci in un certo modo, un po' più cotta, meno cotta, semicruda e tutto il sapore, ma questo è un dettaglio. Quello che conta è la mano che lavora la pizza e i prodotti utilizzati. Fan presto. Bell'aria fresca, amici cari, carissimi telespettatori, questa sera il nostro programma, che è un programma itinerante, lo sapete, no? Gennaro come la pizza, mo sta qua, mo sta là, va ovunque c'è bisogno della presenza di la pizza. Questa sera ci porta il nostro programma, vi dicevo, a Giuliano, precisamente in via Casacelle 84, dove troviamo la bellissima pizzeria Ruofiglia in Trocchia, che è tutto un programma, già il titolo, il nome della pizzeria, dove si mangia tranquillamente, in santa pace, e dove potete assaggiare una pizza veramente squisitissima. Noi l'abbiamo già assaggiata e possiamo garantire. Adesso a voi il responso ed il giudizio, a voi pubblico di Gennaro Gumastra Pizza. Ecco qua, buonasera Vincenzo, ti presento ai nostri cari telespettatori, lui è Vincenzo Maisto, è il titolare Ruofiglia in Trocchia. Andiamo dentro e vediamo un po' che sai fa. Io lo so, ma lo dobbiamo dimostrare ai nostri cari telespettatori, va bene? Va bene. Allora, ecco qua, che stai facendo? Che stai facendo? Pizza a metro, Gennaro. Bella pizza a metro, dimmi un po', noi dopo adesso non è scompare, non scompare, ti dobbiamo un po' intervistare, a fare i tuoi prodotti, le tue specialità, dici ma la verità, la propria tua specialità qual è? Tra le tante Una nuova pizza con crema di noci, pomodorini, bocconcini di bufala, prosciutto crudo e scaglie di parmigiano. E questo l'amma pro, Francesco, questo è doveroso. Senti un po', che io ti lascio un po' a questo tuo lavoro, che giustamente poi è frenetica la serata. È giusto? Stasera un po' così. Però dopo mi devi dare almeno 5-6 minuti, ci mettiamo a tavolino e facciamo una chiacchierata. Sulla tua professionalità, sulle tue competenze, in modo perché i nostri telespettatori vogliono sapere, vogliono capire e vogliono apprendere. D'accordo? A dopo, buon lavoro. Ci vediamo dopo.
pensi della pizza che fa un figlio in oggi? Buonissima. Ah, buonissimo sotto ogni profilo. Dimmi un po', tu qual è la pizza che preferisci? Qualsiasi. Basta che pizza. Guarda, questa è bella, questa è bella. Io non condivido molto, però mi piace, è bella perché vedi la spontaneità è la migliore delle cose. Bravo, grazie. Ma che pizza ti stai facendo? Margherita. A mamma? È la mia preferita, grazie. Gennaro, se volete venire a infornare questa pizza, Ma non prego. è che compito, mi vuole a bene. Penso che per lei sia una cosa facilissima. Ma Se tu mastri la pizza. Vabbè, ma sotto un altro profilo, non su questo professionale. Io mi vergogno sinceramente. Si dà un guai che faccio. E ne facciamo una, dice non. No, va. Franci. E vabbè, vale che me la so cavare. Niente di me. A posto. Complimenti. Grazie, maestro. A vostra Prego. disposizione. Grazie. Vai, adesso va. Vai, va. Allora, amici cari e carissimi telespettatori di Gennaro Master la Pizza, già sapete dove ci troviamo questa sera. A Due Figli in Trocchia, in via Casacelle 84 a Giuliano, che poi tra l'altro è provincia di Napoli. E ci troviamo con due avventori, guardate qua, hanno gradito, hanno lasciato i piatti belli vuoti, vuotissimi proprio. Allora, lei è la signora? Giuseppina. Giuseppina. Lei è il signor? Enzo, benissimo. Allora, cos'è che vi conduce qui a mangiare la pizza? Perché fa la pizza buona, buonissima. Troppo buona. Buonissima. La pizza è buonissima. Gustosa. E non bruciata. Buonissima. La pizza è buonissima. Ma qui praticamente oltre alle pizze fanno anche altre cose. Sì. Le fritturine, tutto buono, anche i primi piatti, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. La pizza che lei gradisce, qual è? La margherita. Ah, Margherita, vabbè, come me, perché io ci stanno tante varietà di pizze, ma La classica pizza napoletana. la classica pizza napoletana, la Margherita è stata la prima praticamente. E vabbè, cosa gradisce? Spaghetti alle vongole, Ah, lo chiamo buono noi. risotto alla pescatura. Ottimo, azza meglio che questo che fai tu. Noi, la signora Rossa, nasconde. Lei che preferisce? A me veramente. Sempre a livello, parliamo dei primi piatti, perché la pizza già... Sotto la pescatura, lo spaghetti alla vongola. Ah, come me allora? Ma dimmi me stessi gusti. Allora qualche sera ci andiamo a mangiare tutto insieme. Attenzione, i spaghettini fini, quella fini. O numero 5. Numero 5. Noi a Napoli utilizziamo il numero 8. È più Quanto più fino è, meglio è, più mi piace. più sottile è, meglio è. Va bene, grazie allora, grazie della cortesia, grazie della disponibilità. Ma guarda tu, ma Eva laurea a faticcio. Grazie. La maggiore pizza di questo ristorante, cioè come lavorazione, come sostanza, come tutto, come cottura, qual è? Tutta. Tutte. Vabbè, grazie, non si vuole sbilanciare, ma a noi va bene lo stesso. Passiamo a Enzo. Stessa domanda. Cos'è che ti porta in questo ristorante? Allora, in prima cosa l'accoglienza, sono molto accoglienti. A mamma? Bravo, sincera, perché è la verità, c'è un'accoglienza magnifica in questo ristorante. Io già ve l'ho detto prima, nell'introduzione, bravo, fa piacere. L'accoglienza, indubbiamente la pizza, È chiaro, qualsiasi pizza. qualsiasi. A me piace la bianca con cotto, però sono Benissimo. tutte buone. E la pizza che va per la maggiore in questo... Ovviamente la margherita, La margherita, anche in questo ristorante? anche in questo ristorante. Ah, fanno buone. No, ti dico la verità, io me l'ho mangiato. L'abbiamo provato poche sere fa Com'è? perché... Ottimo. E perciò stiamo qua. Perché io e il mio produttore, prima quando ci chiamano, noi veniamo qualche giorno prima,
come si dice a Napoli, a tastare un poco il terreno, assaggiare e vedere, e poi dopo, cioè praticamente noi ci mettiamo la faccia, allora noi dobbiamo dire alle persone ciò che è vero, quando una cosa non ci garba, a avuto amici per le ciniamo. Vieni. Chi? Vieni. Hai ragione. Vieni da più ucciolati. E che non ci fa succedere? È ucciolato. E chi è nato? Stavo parlando con lei. No, ma lei è la mia fidanzata. Lo so. Ma io che stavo dicendo? No, io vi voglio dare il gelato. No, io avevo chiesto a lei, ti conviene? No, ti conviene mangiare questa. Hai capito? No, è una proposta. No, ma avete rimasto congelato. Tirati, non ti preoccupare. Io comunque ti devo chiedere una cosa. Che sei come ho chiesto a loro. Cos'è che ti porta in questo ristorante? L'accoglienza. Pure tu, bravo. Pure io. No, dico bravo, mi fa piacere, pure tu. Persone molto accoglienti. L'accoglienza. Anche la sala è calda. Sì, ovvero la stufa sta appicciata, stiamo belle calde, riposati, tranquilli dopo aver mangiato. Seduti soprattutto. Cioè voi avete mangiato, io ancora ci mangiato niente, va bene, non fa niente. Ecco qua, pure tu trovi qua stasera a due figli in trocchia, è chiaro. Quindi, giustamente, si stai qua, gradisci qualcosa in particolare anche oltre alla pizza, no? Pizza soprattutto, poi primi piatti io amo i gnocchi alla sorrentina, fatti dal cuoco Vincenzo. Bravo, bravissimi. Ottimi. E come secondo? Come secondo qui ho assaporato la bistecca cotta a forno a legna. Ottima anche quella. E capite, Francesco, a Ceritti, ci hanno trasferito a Giuliano, non lo può capire. Subito. Subito. E come pizza, vabbè, sicuramente gradirai anche tu la margherita, perché quella è la classica pizza napoletana, è chiaro? Sì, però io amo la pizza a pesto. La pizza a pesto? Pesto genovese, sì. Questo è genovese, bravissimo. Vincenzo anche su quella mi ha colpito. Ti ha colpito, vabbè. E in altre cose, fritturine, roba di vari? Sì, tutto buono, giustamente. Però il colpo suo è... Per me è la pizza a pesto. Bravo. Io vorrei sapere cortesemente da te, da quanti anni fai il pizzaiolo? Niente, ora ho 28 anni, ho cominciato a fare questo mestiere che avevo 12-13 anni. Ah, quindi da piccolo? Sì, abbastanza piccolo. Ma vieni già da una famiglia di pizzaioli? No, ho cominciato io, diciamo, questo mestiere, solo che mia mamma ha fatto un po' di pane casereccio, così, però per diversi anni, però questo mestiere della pizza ho incominciato io nella famiglia. Quindi dal pane sei passata alla pizza, ho capito. Quindi ce l'avevi nel sangue. Cioè allora a questo punto questa tradizione per il forno te l'ha trasmessa tua mamma? È una bottega. Vabbè, senti un po', Rosa, ma dico io professionalmente, c'è sta qualche volta si litigia qualche difetto che tu trovi in Vincenzo nel procedere, nel preparare le pizze, che tu magari avresti un'altra idea che lui non segue? Sì, io cerco di fare di meglio, però mio figlio c'ha sempre il puntino d'oro. L'ultima deve essere la sua. L'ultima è sempre lui, bravissimo, allora a me mi fa piacere. Senti un po', parliamo un po' del modo tuo di preparare la pizza, è chiaro? Per quanto riguarda la lievitazione, tu quante ore di lievitazione dai? Ma più o meno dalle 8 alle 12 ore di lievitazione. Dipende anche dalla temperatura. Comunque. Dalla temperatura, è giusto. Quanto lievito utilizzi? Facciamo una media di 100 pizze, quanto lievito metti? Cioè, no, guardiamo che io comunque impasto, diciamo, a litri d'acqua. Comunque facciamo un calcolo di 10 litri d'acqua, io utilizzo una pizzetta di lievito, quella mignon, da 25 grammi di lievito. 25 grammi? Con la temperatura fredda. Con la temperatura estiva comunque si scende di lievito e anche molto. Cioè, è chiaro, comunque... dipende dalla temperatura. Sì. E per quanto parliamo con lei adesso, perché facevo un pane, dal pane siamo passati alle pizze. Bastava un differente, 24 ore, o sbaglio? Sì, in inverno impastavo la mattina prima e lo cuocevo la mattina dopo. Figurati. Ma quello era il crescito, il lievito madre, non era sì. Un lievito di pesce. Vabbè, è chiaro. Tutta un'altra cosa. E per quanto riguarda i prodotti
Comunque uso prodotti tipici nazionali, cioè tipici napoletani. La mia qualità, che io penso che per me sia una qualità, comunque è il punto di farina Caputo, comunque per me io uso quella e mi trovo bene con quella. Poi... farina Caputo, quale farina Caputo? Rossa. La farina rossa. E vabbè, lo so, io penso che all'esame per stasera l'ha superato. Ora lo deve superare con i telespettatori e Gennaro Mastro della Pizza, il quale vi invita a venire qui una sera qualsiasi, perché loro stanno sempre aperti. Scusi, lunedì è giornata di riposo. Vabbè, è una giornata di riposo, andatene pure loro. Vi invitiamo a venire qua una di queste sere dal martedì alla domenica per assaggiare la pizza e Vincenzo, che poi tra l'altro oltre alla pizza, come abbiamo detto prima, è anche ristorante, pizzeria, è giusto? Trattoria, una piccola trattoria. Lui dice trattoria, vabbè, potete vedere i primi piatti, i secondi piatti, le fritturine, le specialità, i rosari, è vero no? Lei è mio figlio, ci dà una mano. Va bene, ma lei veramente è addetta proprio alle fritturine, fa certe fritturine. Io le cuocio, sì, lui li fa così. Vabbè, ma la cottura è importante, quella è importante come per la pizza. Tempo giusto che la pizza deve stare in forno. Il tempo giusto si tratta sempre della temperatura che tu porti in forno. Un forno comunque se sta a temperatura buona di cottura non impiega nemmeno un paio di minuti la pizza. Cioè la cottura della pizza. È vero che lì poi è sempre soggettivo, nel senso che un cliente... No, ma anche un cliente può chiedere, dire vogliamo la pizza un po' più cotta, meno cotta, semicruda, addirittura gli dice fammi bella cruda, piglia la pasta e mangiare. Signori cari, io chiudo con questa bellissima chiacchierata con Rosaria e Vincenzo, e vi ripeto, vi invito a venire qui in via Casacelle 84 Giuliano, Napoli, presso O Figli in Trocchia, titolare Vincenzo Maisto. Buona serata e grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie. O Figli in Trocchia. Caro Vincenzo, io ti ringrazio di questa bellissima serata che abbiamo trascorso insieme, veramente sono rimasto contentissimo dei tuoi prodotti. Ringrazio tua mamma, anche lei per la sua professionalità, perché abbiamo appreso stasera, amici cari, che lui ha preso l'amore per il forno dalla mamma che faceva il pane. Peccato che non l'hai provato che il pane, perché deve essere squisitissimo. Allora io vi saluto, vi do la buonanotte e ti auguro tantissimo successo, perché lo meriti veramente, sei giovane, sei un professionista serio e sei volenteroso, e queste sono le cose che contano nella vita. Tutto il resto sono tutte fassarie. O Masta vi saluto, buonanotte. Veniteci a trovare quando volete. Andiamo sicuramente, non ti preoccupare, ma non semplicemente per mangiare, per amore, proprio per incontrarci, perché sei simpaticissimo, a noi ci piace una gente semplice come sono loro. Signori, buonanotte, guardatevi sempre Gennaro o Mastro della Pizza. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Vi raccomando, seguite Gennaro Mastro della Pizza su questa emittente, su Facebook e su YouTube, e la cosa principale, chiamateci nei vostri locali, nei vostri ristoranti, nelle vostre pizzerie. Saremo lieti di venire a girare la nostra puntata da voi, promuovendo il vostro locale ed i vostri prodotti. Gennaro Mastro della Pizza.